Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Iolina sferza la Sicilia orientale, allerta arancione della protezione civile a Catania e Messina, scuole chiuse oltre che nel capoluogo etneo anche in diversi comuni della zona ionica. A Mondello la regione prova a salvare la stagione, pubblicato il bando rivolto agli operatori balneari, ogni soggetto potrà ottenere al massimo 3 lotti. La Marina statunitense interviene sulla presenza di elicotteri di Sigonella nel Parco delle Madonie, voli di addestramento di routine, ma la polemica arriva in Parlamento. Va avanti l'inchiesta sulle mazzette e mafia nella sanità alla Regione, saranno sentiti come testimoni i vertici dell'ASP di Messina dopo le dimissioni del manager Iacolino accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. A Messina, rider pagati 3 euro a consegna, 4 indagati per caporalato, indagini su un'azienda del food delivery. Tentato omicidio a Gela, un 22enne ferito da almeno 4 colpi di pistola davanti all'abitazione della fidanzata, arrestato il cugino 19enne, proseguono le indagini per individuare il complice alla guida dello scooter. Per il calcio, Mimmo Toscano non è più l'allenatore del Catania, sulla panchina rossa-azzurra arriva William Viali, l'ex tecnico di Cosenza e Reggiana, da ieri sera in città e domani dirigerà il primo allenamento. Per la Serie B il Palermo vive una attesa per il campionato che torna stasera. Alla Barbera i rosanero sfideranno la Juve Stabia dopo la sconfitta di Monza. I rosanero sono obbligati alla vittoria. Ancora buongiorno, bentrovati da Sicilia 24. Dunque cominciamo con le condizioni meteo particolarmente difficili e complicate. La Sicilia orientale nella morsa di Iolina, il nuovo ciclone che da domenica ormai è presente sulla Sicilia, soprattutto orientale. Pioggia intensa, vento forte e anche delle mareggiate hanno segnato la notte. L'allerta arancione in diverse zone della nostra regione dove resta alta l'attenzione. Ma sentiamo Desiree Ferlito. Pioggia incessante tutta la notte, raffiche di vento, temperature impicchiate e grandinate sparse in tutta la Sicilia orientale. È un momento delicato per l'isola già sferzata a causa del ciclone Harry e da questa nuova ondata di maltempo. Il nuovo Attila, o per meglio dire Giolina, transita sul versante ionico già da domenica, dove si sono già verificati allagamenti e grandinate. Diramata anche per la giornata di oggi l'allerta arancione, scuole chiuse a Catania così come in diversi altri comuni della provincia e del litorale ionico. Il sindaco del capoluogo etneo, Enrico Trantino, in considerazione del bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile regionale, ha dato indicazione per redigere ordinanza di sospensione delle attività didattiche. Chiusi anche tutti i parchi della città e il giardino Bellini. Disagi anche all'aeroporto di Catania. Diversi voli sono stati deviati sul Falcone Borsellino di Palermo, tra cui quelli provenienti tra Trieste, Torino e Napoli. Giulina porterà ancora temporali di forte entità e venti sostenuti con pericolo di mareggiate. Nel complesso non sono stati registrati danni significativi nella notte, ma l'attenzione resta alta anche nelle prossime ore. A Palermo la regione siciliana tira avanti nella vicenda della revoca della concessione della spiaggia di Mondello, senza aspettare il pronunciamento del TAR sul ricorso del gestore escluso dopo 116 anni. Ieri ha pubblicato il nuovo bando per la spiaggia attrezzata nel 2026, ma la vicenda resta avvolta nell'incertezza. Manlio Viola. La regione siciliana prova a salvare la stagione balneare 2026 a Mondello. È stato pubblicato ieri sera il bando rivolto agli operatori che dovranno offrire i servizi nell'arco di 90 giorni fra giugno e ottobre di quest'anno. Ogni soggetto potrà ottenere al massimo 3 dei lotti messi a concorso. Nel giro di poche ore, nella giornata di ieri, la regione ha prima adottato e pubblicato il decreto che divide il lungo litorale di Mondello in 19 porzioni, rispecchiando le indicazioni del piano di utilizzo del demanio marittimo predisposto dal comune ma ancora in bozza. Di queste 19 porzioni, 13 sono destinate alle balneazioni con servizi offerti dai privati, mentre 6 sono destinate a spiaggia libera e servizi ricreativi o sportivi. Qualche ora dopo la definizione del piano provvisorio d'uso è stato pubblicato il bando di gara, ma l'avviso di selezione contiene una clausola di salvaguardia. Se la Mondello Immobiliare Italo-Belga, gestore della spiaggia per 116 anni e fino al mese scorso, dovesse vincere il ricorso al TAR contro la decadenza, stabilita sempre con decreto alla regione, o
anche ottenere la sospensiva, il bando diventerebbe nullo. La sfida adesso è trovare almeno 4 soggetti diversi disposti a investire nell'incertezza più assoluta di un bando che potrebbe decadere in qualsiasi momento e sapendo che la concessione ottenuta sarà solo provvisoria, valida per appena 3 mesi. La Marina statunitense interviene sulla presenza di elicotteri di Sigonella nel Parco delle Madonie, voli di addestramento di routine. Questo è il messaggio che è stato indicato, è stato diffuso con una nota, ma la polemica è arrivata fino in Parlamento. Sentiamo e vediamo il servizio di Lorena Dolci. Volo di addestramento di routine, così la Marina Militare statunitense di stanza a Sigonella spiega la presenza di 2 elicotteri Seahawk in un'area protetta delle Madonie. Eccoli in queste foto pubblicate sulla pagina ufficiale della Marina, che hanno sollevato polemiche e preoccupazione. Attività programmate nello spazio aereo designato sopra l'Etna e nelle aree limitrofe a Nasse e Sigonella, scrive l'ufficio stampa, nel pieno rispetto delle normative italiane. Ma la nota non chiude la questione, che arriva in Parlamento con un'interrogazione al ministro Crosetto, firmata dai senatori del PD Alessandro Alfieri, Enza Rando e Antonio Nicita. Si chiede di capire se questa attività degli elicotteri sia stata autorizzata, se sia stata nota al ministro, autorizzata da questo, conosciuta dalle istituzioni regionali predisposte al controllo del parco e alla prefettura. Come sapete, le attività che riguardano l'esercito americano sono soggette ad accordi bilaterali e ogni iniziativa che va al di fuori di questi accordi deve essere approvata dal Parlamento. Anche il PD regionale si mobilita con l'interrogazione al presidente Schifani. Chiediamo con forza, dice Valentina Chinnici, prima firmataria, che venga fatta piena chiarezza perché la Sicilia, il paese tutto, non sia esposto ad ulteriori rischi. Sulla stessa linea anche ABS e CGIL, preoccupati anche i 22 sindaci e il presidente del Parco delle Madonie. Saranno sentiti come testimoni nell'inchiesta su mafia e corruzione nella sanità i vertici dell'ASP di Messina. Il direttore generale Cucci e il direttore amministrativo De Leo sono stati convocati per mercoledì in procura a Palermo. Sentiamo il servizio di Maglio Viola. L'inchiesta su mafia e corruzione in Sicilia e in particolare nella sanità sbarca all'ASP di Messina, più volte citata nelle ricostruzioni dei presunti rapporti fra il manager Salvatore Iacolino e il boss di Favara Carmelo Vetro. I vertici dell'ASP saranno ascoltati mercoledì in procura come persone informate sui fatti, insomma testimoni. Il procuratore aggiunto di Palermo Vito Di Giorgio e il PM Gianluca De Leo, che conducono l'inchiesta, hanno convocato il manager dell'azienda sanitaria della città dello Stretto Giuseppe Cucci e il direttore amministrativo Giancarlo Niotta. Così come già avvenuto con la vicepresidente della Commissione regionale antimafia Bernadette Grasso, nessuno dei testimoni è indagato. Secondo la procura, l'allora direttore generale della pianificazione strategica in sanità Iacolino, poi nominato manager del Policlinico di Messina ma rimasto solo pochi giorni a causa dell'esplodere dell'inchiesta, avrebbe introdotto il boss Vetro e le sue aziende anche nella sanità messinese. Mentre l'inchiesta va avanti, la difesa di Iacolino prepara il ricorso al Tribunale del Riesame contro il sequestro dei telefonini e di 88.000 euro di contanti trovati a casa del manager. È probabile che gli avvocati difensori depositino giovedì, ma nel frattempo Iacolino si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai giudici che lo avevano convocato per l'interrogatorio preventivo. Prima di farlo rispondere, gli avvocati difensori vogliono conoscere le accuse nel dettaglio e proprio il ricorso al Tribunale del Riesame permetterà loro di acquisire le carte di cui è in possesso la procura, ancora non notificate alle parti. Iacolino infatti è in possesso soltanto delle 14 pagine contenute nell'avviso di garanzia e nel mandato di perquisizione, ma l'impianto accusatorio e le ricostruzioni sono certamente molto più ampie. Adesso a Messina per l'inchiesta sul caporalato digitale, una società messinese che si trova in liquidazione avrebbe sfruttato decine di rider controllandoli e gestendoli secondo un vero e proprio caporalato digitale. Sono 4 gli indagati. Francesco Triolo. Un vero e proprio caporalato digitale con paghe a cottimo molto al di sotto del contratto nazionale. A scoprirlo un'indagine della Procura di Messina su una società messinese del settore del food delivery adesso in liquidazione. Sono 4 le persone indagate, l'amministratore e 3 collaboratori della società con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro su decine di rider, tutti studenti universitari o giovani messinesi. La società coinvolta utilizzava una piattaforma informatica
informatica proprietaria che mediante algoritmi predefiniti gestiva unilateralmente l'assegnazione degli ordini, vincoli operativi e il controllo costante delle prestazioni dei rider, con i responsabili che monitoravano i tempi di esecuzione in caso di ritardi o lentezze, chiamavano telefonicamente i rider, imponendo spesso come velocizzare il turno, rider che non avevano nemmeno la possibilità o la libertà di rifiutare una consegna. Una rider rimasta coinvolta in un sinistro durante l'attività ha anche subito pressioni psicologiche per indurla a dimettersi per evitare controlli dell'INAIL, emesse sanzioni per quasi 67.000 euro e elusi contributi previdenziali e assistenziali per quasi 700.000 euro. È stato accertato come la società monitorava i compensi corrisposti a circa 300 rider per non superare la soglia dei 5.000 euro l'anno per rimanere nel tetto della prestazione occasionale. Gli indagati inoltre, venuti a conoscenza delle indagini, avrebbero cercato di occultare le prove a loro carico. Adesso invece andiamo a Gela. 4 colpi di pistola sono stati esplosi in strada davanti alla casa della fidanzata della vittima. I carabinieri hanno arrestato un 19enne che, fra le altre cose, cugino della vittima di questo agguato. Vediamo e sentiamo i particolari. È sera in via Neri a Gela. Uno scooter arriva davanti all'abitazione della fidanzata della vittima. In pochi istanti gli spari, almeno 4 colpi esplosi ad altezza uomo. Il bersaglio è Antonino Raniolo, 22 anni, che rimane ferito a un piede. A premere il grilletto, secondo gli investigatori dell'Arma dei Carabinieri, sarebbe stato il cugino 19enne Giovanni Raniolo. Dopo mesi di indagini, la Procura della Repubblica di Gela ha ottenuto dal Tribunale un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato e porto illegale di arma da fuoco. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe legato a contrasti personali maturati nei giorni precedenti, forse una lite legata a un motorino. L'agguato sarebbe stato premeditato. Il giovane avrebbe raggiunto la zona come passeggero su uno scooter guidato da un complice ancora da identificare. Subito dopo gli spari la vittima si è presentata all'ospedale Vittorio Emanuele con una ferita da arma da fuoco al piede sinistro. Ai militari racconta però un'altra versione, una caduta dal ciclomotore. Solo le successive indagini tra testimonianze e analisi dei telefoni e immagini di videosorveglianza permettono di ricostruire la dinamica reale. L'arma utilizzata, una pistola calibro 9, non è ancora stata trovata. Per gli investigatori l'episodio è l'ennesimo segnale di una pericolosa escalation, discussioni banali che sfociano nell'uso delle armi da fuoco. Questa è una degenerazione che non fa assolutamente bene a questo territorio e che purtroppo continua a essere una delle caratteristiche di Gela e del suo comprensorio. Un clima di reticenza che, spiegano gli inquirenti, spesso rende più difficile far emergere la verità. I giovani, tra l'altro legati da un legame di parentela, che sin da subito la vittima ha tentato di nascondere l'evento simulando un incidente stradale. In questo caso però le indagini hanno comunque portato all'arresto del presunto responsabile, adesso detenuto nel carcere di Balate, mentre proseguono gli accertamenti per identificare il complice alla guida dello scooter. Ed è andato a vuoto l'assalto con esplosivo portato a compimento la scorsa notte ad un ATM dell'ufficio postale di via Dottor Consoli a Catania. I banditi sono riusciti ad aprire la cassaforte del Banco Posta, ma all'interno non c'era denaro e sul posto per i rilievi e le indagini poliziotti delle volanti della questura di Catania. Facciamo una breve sosta, fra poco di nuovo insieme. Di nuovo insieme continuano le ricerche del bimbo di 2 anni disperso durante un naufragio. L'appello di Save the Children: servono vie sicure d'accesso all'Europa. Il caro carburanti pesa anche sui trafficanti. Lorena Dolci. Non si dà pace la donna della Sierra Leone sopravvissuta al naufragio in cui risulta disperso il suo bambino di 2 anni. Accanto a lei, nell'hotspot di Lampedusa, un team di psicologi per aiutarla ad affrontare un trauma così enorme. Lei, caduta in mare mentre il barcone pieno d'acqua sta affondando, cerca di stringere forte il piccolo, ma le scivola dalle braccia in quei momenti concitati. Poi lo vede sparire fra le onde. Disperso è l'eufemismo pietoso, in mancanza del corpo. Le ricerche del bambino sono ancora in corso, tutti salvi gli altri migranti. A soccorrerli una motovedetta della Guardia Costiera che è riuscita a salvare 64 persone. Il barchino di 9 metri era partito da Sfax in Tunisia la sera di venerdì scorso, dopo meno di 24 ore il naufragio. Di fronte a queste tragiche notizie ribadiamo con forza la richiesta di aprire canali regolari e sicuri verso l'Europa, che garantiscano il rispetto dei diritti umani e di attivare un sistema coordinato e strutturato di ricerca e soccorso in mare
per salvare persone in pericolo. Sono 100 i bambini morti o dispersi negli ultimi 3 anni. Secondo l'Agenzia ONU per i rifugiati, nei primi 2 mesi di quest'anno sono già 500 le vittime, oltre un terzo dell'intero anno precedente. Intanto altri migranti sono stati sbarcati a Lampedusa, 2 minorenni sono ricoverati per ipotermia. All'hotspot al momento ci sono 154 ospiti e sugli sbarchi arriva l'onda lunga della guerra. Secondo un'analisi del Centro Studi Internazionali, il caro carburanti riguarda anche gli scafisti, che hanno già alzato i prezzi delle traversate. Paura la scorsa notte nel centro storico di Taormina per il crollo improvviso di una vecchia abitazione. La casa era disabitata da tempo, ne sono registrati danni alle persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche agenti della polizia locale e i responsabili dell'ufficio tecnico comunale. La zona al momento è transennata e si stanno verificando le condizioni di sicurezza di tutta l'area. Adesso voltiamo pagina, andiamo a Siracusa, una mostra per celebrare la donna e la sua forza. Al Liceo Einaudi, proprio del capoluogo siciliano, fino a mercoledì prossimo sarà possibile vedere le opere dell'artista Giusy Pistritto. Vediamo e sentiamo. Che la donna ha un grande valore personale, un grande valore anche a livello di diritti, quindi che possono essere diritti lavorativi. La cultura del rispetto della donna va diffusa soprattutto già da quando si è piccoli. Anche per questo la mostra è stata allestita qui, a scuola, al Liceo Einaudi. Molte delle protagoniste hanno dei tratti molto vicini alle nostre studentesse, alle donne e alle ragazze che caratterizzano la nostra età. Ci fermiamo ancora e fra poco saremo insieme per un'ampia pagina sportiva. Noi insieme, come annunciato, siamo allo sport, il calcio in particolare. Mimo Toscano non è più da ieri all'ora di pranzo l'allenatore del Catania. La società ha comunicato ufficialmente il suo esonero e quello del vice Michele Napoli. Al suo posto arriva, è già in città da ieri sera, William Viali, ex Cosenza e Reggiana. Il servizio. Il ribaltone è servito. Sulla panchina del Catania arriva William Viali. Nonostante la vittoria in extremis ad Altamura, la società rossazzurra ha infatti deciso di esonerare Mimmo Toscano, in discussione già da qualche tempo, e il suo vice Michele Napoli, che chiudono così la loro avventura alle pendici dell'Etna. Il bilancio parla di quasi 2 stagioni in panchina, un quinto posto e l'eliminazione al primo turno nella fase nazionale dei playoff lo scorso anno, e adesso un secondo posto in classifica con 6 giornate ancora da giocare. In totale sono 74 le panchine Toscano alla guida del Catania, 36 vittorie, 22 pareggi, 16 sconfitte, numeri importanti ma che non sono bastati alla società per proseguire insieme. Al suo posto arriva William Viali, 51 anni, ultima esperienza in Serie B con la Reggiana, conclusa con l'esonero alla fine di marzo dello scorso anno. In carriera ha guidato tra le altre Piacenza, Sudtirolo, Cuneo, Novara e Cesena in Serie C, oltre a Cosenza ed Ascoli in B. Per lui pronto un contratto di 1 anno e mezzo. Allenatore considerato duttile e buon gestore del gruppo, Viali ritroverà anche volti già conosciuti nello spogliatoio rossazzurro. Ha lavorato con Caturana a Cesena e con Di Tacchi ad Ascoli. Curioso anche l'incrocio tra i due tecnici. Nel 2022 a Cesena fu proprio Toscano a subentrare a Viali dopo i playoff. Oggi, 2 stagioni dopo, la staffetta si ripete, ma al contrario. In Serie B per il Palermo stasera è di nuovo campionato. Alle 19 al Barbera la sfida con la Juve Stabia. Dopo la sconfitta di Monza per la squadra di Inzaghi c'è l'obbligo di tornare alla vittoria. Subito, appunto, il Palermo dopo la debacle di Monza stasera deve immediatamente ripartire. Al Barbera arriva un'ostica Juve Stabia, rosanero che vogliono centrare la 10ª vittoria consecutiva in casa da record. Un successo per rimettersi in careggiata e sperare nei passi falsi delle dirette concorrenti. Abbiamo un debito incredibile verso questa gente che è stata straordinaria, che ha capito il tipo di partita che si è fatto e ci ha accolto in quel modo, per cui so che i ragazzi non vedono l'ora di giocare. Dobbiamo ritornare subito a vincere e ripartire come abbiamo sempre fatto in casa in queste ultime partite.
Il dato più preoccupante riguarda però gli scontri diretti. Il Palermo non ne ha ancora vinto uno. Nelle 9 partite disputate contro le attuali prime 8 della classifica, i rosanero hanno raccolto appena 5 punti, segnando soltanto 2 gol. Sappiamo della nostra forza, sappiamo che insomma in quello che abbiamo fatto in queste ultime 18-19 partite sotto gli occhi di tutti, ne abbiamo perse solo 2, purtroppo non avremmo voluto perdere. Out Ranocchia per squalifica, al suo posto ci sarà Blen, Magnani in difesa assieme a Ceccaroni e Bani, Jonsen sulla tre quarti con Palumbo alle spalle di Poyampalo. Fischio d'inizio al Barbera alle 19. È tutto, ci fermiamo qui almeno per il momento. Il prossimo telegiornale su Telecolor alle 14. Vi lascio adesso alla rassegna stampa curata questa mattina da Lorena Dolci. L'augurio di una buona giornata.